Euroregioni News. Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Franco Jacob e abbiamo qui con noi anche l'eurodeputata Isabella De Monte. Una domanda per ciascuno. Allora, Presidente, lei è sempre stato un fautore acceso del regionalismo nei confronti dell'Europa. La vision che potrebbe venire avanti politica per quello che riguarda l'Italia, con un asse tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, chiamiamolo così, dovrebbe essere, diciamo, visto così in positivo, nel senso di l'unione fa la forza nei confronti dell'Europa, eppure lei invece è preoccupato. Ma non credo che l'unione di più regioni faccia la forza verso l'Europa. L'Europa è l'Europa delle regioni. Ci sono strumenti a carattere regionale che sono i programmi operativi e che soprattutto nel nostro caso è importante rimangano a carattere regionale perché riescono a specificare al meglio, a specializzare al meglio l'utilizzo delle risorse europee attinenti alle caratteristiche regionali e agli obiettivi e alle strategie. Il tema di una macro regione invece credo abbia una visione, un orientamento soprattutto legato a un negoziato con lo Stato nel quale si mettono in discussione altre questioni di fondo, tant'è che si reclama l'autonomia, si reclama il rapporto finanziario con lo Stato, si reclamano altre condizioni che devo dire è errato sommare o confondere tra autonomie speciali dotate della propria statuti di specialità e autonomia e regioni ordinarie che hanno invece un rapporto diretto con lo Stato centrale e in quel percorso, in quel filone devono sviluppare il loro futuro. Isabella De Monte, lei è impegnata in Europa e adesso sta preparando anche una guida, no? Ne avete parlato qui in questa conferenza. Non si può dire che manchi la comunicazione, che manchino le fonti di informazione e di comunicazione sia a livello nazionale che a livello europeo che regionale, anzi siti, materiali sono disponibili. Lei però ha sentito l'esigenza di fare questa guida, per quale motivo? Sì, è una guida che già esiste, la guida europea sui fondi dedicati al turismo, e ho sentito l'esigenza di chiedere alla Commissione di tradurla in tutte le lingue ufficiali, quindi anche in italiano, proprio perché ritengo che ci sia un gap comunicativo anche specifico per il settore, in questo caso il turismo. È chiaro che rispetto magari ad altre realtà in Europa forse abbiamo sofferto di meno questa necessità, però oggi il tema è di attualità, quindi io credo che anche quanto fatto dalla Regione a proposito di aggregazioni che consentono ai comuni di specializzarsi anche nella ricerca di fondi sia estremamente positivo, e anche nell'ambito dei privati bisogna essere attenti a organizzarsi in modo tale che questi fondi che esistono, anche l'abbiamo visto oggi in questo incontro, in maniera sostanziosa non vadano purtroppo persi in favore di altri. È una guida in lingua italiana perché noi sappiamo poco ancora oggi la lingua inglese. Dobbiamo anche andare incontro alle esigenze di così efficienza del tempo, perché anche chi opera nel privato non ha certamente il tempo di leggersi magari delle guide di 80 pagine. È una guida che contiene anche degli esempi, quindi è molto concreta, vedere quanto si è fatto, anche sbizzarrire un po' la fantasia, per cui non è considerare in realtà un gap linguistico, quanto invece di andare incontro a così anche delle richieste che ci sono di conoscibilità, e per cui se la rendiamo più facile meglio. Grazie. Euroregioni News.